In Trieste, the real estate market shines as foreign investors boost the region's stability and growth, making Friuli Venezia Giulia an increasingly trusted asset. Questo è un intervento importante, come sempre l'edilizia è un po' un segnale di com'è l'andamento economico di tutto il sistema e quindi questo è un appuntamento in cui tramite un'associazione di categorie riusciamo a capire come sta andando il mercato immobiliare in termini di numero di alloggi venduti, numero di alloggi affittati, in termini di prezzo al metro quadro nelle varie località del Friuli Venezia Giulia, e questo ci fa capire anche come sta procedendo l'economia della nostra regione. Trieste è un mercato, come è iniziato il mio relazionare, è un mercato che è un po' sotto pressione da un certo punto di vista, però sempre molto attrattivo. Infatti i prezzi continuano a salire, c'è un buon bacino di investitori stranieri che acquistano sempre a Trieste. È aumentato il numero degli studenti anche stranieri, grazie anche all'attrattività delle nostre università, e la criticità, diciamo, in questo momento è che che il mercato non riesce a soddisfare tutte le richieste. L'offerta è molto limitata e quindi non si riescono a soddisfare tutte le richieste. Beh, i dati sono positivi, diciamo che cresciamo del 4% rispetto allo scorso anno, chiuderemo con 17.700 compravendite residenziali in regione, quindi malgrado l'inverno demografico, malgrado l'emergenza abitativa, devo dire che il mercato immobiliare sta rispondendo molto bene.